Il primo argomento che tratterò è il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. Allora, questo credito d'imposta non è altro che una modifica a un credito che già esisteva nel 2020. In sostanza è un credito d'imposta che nasce nel momento in cui si vengono ad acquistare dei beni strumentali, siano essi materiali che immateriali. Materiali semplicemente potrebbe essere proprio un macchinario, immateriali dobbiamo pensare ad esempio ad un software. Questi vengono divisi poi in beni materiali e immateriali generici e beni materiali e materiali per l'industria 4.0. L'industria 4.0 come viene identificata? Viene identificata da una tabella, la tabella A e la tabella B della legge ancora del 2016. Generalmente, già quando andate a acquistare un bene, sia esso materiale o immateriale, già il venditore vi dice se il bene potrebbe rientrare in questa casistica. Allora, l'importante qual è? È capire che lo Stato ha voluto agevolare l'acquisto di beni per la produzione in Italia. Infatti, ho già sottolineato in questa parte, devono essere destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Pertanto, se un'azienda ha una sede estera e vuole spostare il bene all'estero, ecco che l'agevolazione non la può avere. Andiamo al primo punto, l'arco temporale. Allora, l'arco temporale nasce dal 16 di novembre del 2020 e finisce, diciamo, il 31 dicembre 2022. Adesso andrò anche a specificare le varie tempistiche perché far differenziare anche il credito d'imposta. Allora, ho detto 16 novembre 2020, la legge di cui stiamo parlando però è del 2021. Allora, in questo caso la legge ha previsto che l'acquisto di beni strumentali avvenuta già dal 16 di novembre 2020 fino al 31/12/2020 potenzialmente può rientrare in questa nuova agevolazione. In realtà stiamo attendendo delle risoluzioni in modo tale da capire come farli rientrare e se rientreranno. Perché? Perché i beni acquistati nel 2020 dovevano avere la dicitura con ovviamente la normativa del 2020 e non si poteva inserire una norma che sarebbe stata futura, ovvero del 2021. Pertanto atteniamoci intanto a quello che la legge nuova ci dice. I beni acquistati dal 16 di novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022. Questo arco temporale viene comunque spezzato perché viene spezzato in 31 dicembre 2021 e anche 31 dicembre 2022. Poi lo andiamo a vedere, c'è una tabella risolutiva che spiega bene. Allora, un piccolo appunto, beni generici, quelli ovvero che non rientrano nel 4.0, chi è che può essere agevolato? Sia le imprese che i lavoratori autonomi, mentre per i beni che rientrano nell'industria 4.0, tabelle A e B, quindi questa parte delle slide, allora di questi beni potranno beneficiare solo le imprese, quindi già abbiamo una differenza tra i soggetti che possono beneficiare. Attenzione che viene sottolineato il fatto che bisogna essere in regola sia con i contributi previdenziali e assistenziali, sia con le norme in materia di sicurezza sul lavoro. Quindi in caso di controllo sarà una delle prime cose che andranno a verificare affinché il credito vi possa aspettare. Allora, come ho detto prima, infatti in questa parte della slide viene identificato, ho detto proprio del 16 novembre. Adesso questa norma si sovrappone a quella precedente, quindi si attende una risoluzione. Quando l'avremo, ovviamente, ne sarete a conoscenza. Allora, diciamo che la norma non agevola tutti i beni, siano essi materiali che immateriali. Infatti esclude alcune tipologie. Ad esempio, i veicoli di cui l'articolo 164 del TUIR, poi eventualmente se qualcuno ha qualche dubbio anche tramite mail, poi le forniremo e ci potrete fare le domande. I beni materiali che hanno un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, quindi qui si dovrà andare a verificare se il bene che volete acquistare ha un coefficiente di ammortamento più alto, e poi i fabbricati e le costruzioni. Allora, questo è importante perché alle volte si pensa che magari una costruzione possa essere un bene strumentale agevolabile, invece sapete già
che l'agevolazione non rientra. Allora, ho parlato del credito d'imposta, però adesso dobbiamo andare a vedere quanto è questo credito d'imposta e mi ricollego anche a quello che ho detto precedentemente sul differenza temporale, ovvero fino al 31/12/2021 o fino al 31/12/2022. Allora, in questo specchietto viene proprio rappresentato quello che è l'importo del credito. Allora, diciamo che io mi soffermerei su questo tipo di investimento perché generalmente gli investimenti dei nostri clienti non superano i 2,5 milioni in beni strumentali. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo un primo arco temporale, 16 novembre 2020, 31 dicembre 2021, il credito è del 50% del costo. Devo fare un appunto, qui leggerete entro il 30 giugno 2022, questo perché? Perché ha ripreso la stessa norma che c'era anche fino all'anno scorso, ovvero è possibile acquistare, o meglio, fare una conferma d'ordine e pagare almeno il 20% del costo entro fine anno e poi il bene può arrivare, diciamo, entro il 30 di giugno dell'anno successivo. Allora, abbiamo il 50% del costo se si fanno investimenti entro fine 2021 oppure si paga un acconto del almeno 20% entro sempre quest'anno e il bene però deve arrivare a giugno dell'anno prossimo. Nel momento in cui però l'investimento quest'anno non deve essere fatto ma deve essere fatto nel 2022, ecco che la percentuale si abbassa del 10% e infatti abbiamo, e qua viene rappresentato, il 40% del credito. Stesso discorso per l'arco temporale di quest'anno, ovvero 1 gennaio 2022, 31 dicembre 2022 si può acquistare e il credito c'è, oppure se non c'è la possibilità di acquistarlo, ma c'è la possibilità solo di fare una conferma d'ordine e effettuare il pagamento del 20% dell'acconto, ecco che l'agevolazione spetta lo stesso, l'importante è che il bene arrivi entro giugno 2023. In questo caso è ben rappresentato quello che è l'agevolazione dei beni rientranti, mi raccomando, riguardanti l'industria 4.0. Perché? Perché prima ho detto che i beni devono essere divisi tra nuovi industria 4.0 e beni strumentali / immateriali generici. Allora, riprendendo sempre i beni strumentali industria 4.0, questi sono i beni materiali, come ve li sto evidenziando in questo momento, e abbiamo diciamo il 50 e 40, oppure se le soglie sono superiori per gli investimenti, 30 o 20 o 10 e 10. Qua c'è il limite massimo di 20 milioni, però va bene, lo lasciamo pure stare. Per i beni immateriali, sempre rientranti nell'industria 4.0, non c'è un arco temporale, o meglio, non viene spezzato. Infatti l'arco temporale è unico, dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, oppure sempre la solita storia dell'acconto pagato del 20%. In questo caso il credito d'imposta è del 20%. Quindi, industria 4.0 abbiamo 50% e 40%, industria 4.0 beni immateriali 20%. Passando poi a beni materiali e immateriali generici, questi scontano due aliquote differenti, non vi ridico nuovamente 2021, 2022, insomma la regola c'è e c'è sempre, l'importo però è del 10% o del 6%. In questo caso trovate comunque un 15% per cosa? Per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile. Questo l'hanno fatto per incentivare le aziende a poter usufruire del cosiddetto smart working. Allora, queste sono le soglie di credito spettante e i soggetti che possono beneficiare. Abbiamo detto per i beni strumentali generici abbiamo le imprese e gli autonomi, mentre per i beni rientranti nell'industria 4.0 solo le imprese. Importante è anche questa postilla, ovvero il credito d'imposta è cumulabile anche con altre agevolazioni. Basti pensare che nel 2020 alcuni clienti che hanno acquistato dei beni rientranti magari nell'industria 4.0 o anche beni generici potevano avere anche l'agevolazione della Sabatini.
L'importante è che il cumulo dell'agevolazione, cioè il 50% ad esempio di credito d'imposta e l'agevolazione ad esempio Sabatini, non superi il valore del bene, ma è molto difficile che accada. Detto l'ammontare del credito, i soggetti e l'accumulabilità con altre agevolazioni, bisogna parlare anche di come si utilizza questo credito. Allora, in questa parte viene proprio spiegato in modo chiaro e semplice la modalità di utilizzo. Ovviamente, essendo un credito d'imposta, l'unico modo per poterlo utilizzare è il modello F24, che verrà inviato telematicamente e verrà utilizzato per pagare altri tributi. Quindi l'impresa avrà dei contributi, ad esempio dei dipendenti, ecco che potrà utilizzare una parte del credito per compensare questi contributi. Bisogna capire però da quando si può utilizzare il credito. E allora, intanto il credito viene ripartito in 3 quote annuali di pari importo. Da quando? Allora, per i beni generici, che sono quelli diciamo più semplici, dall'anno in cui il bene entra in funzione. Attenzione che questo è un dettaglio significativo, perché non è tanto importante quando viene acquistato, ma quando entra in funzione. Quindi, se qualcuno compra un bene, ad esempio, al 31 dicembre, è vero che l'ha acquistato, però in realtà entra in funzione l'anno successivo. Perché? Perché il 31 dicembre è difficile che un bene arrivi ed entri già nella catena produttiva. Quindi bisogna stare attenti e bisogna dire poi a chi vi tiene la contabilità quando effettivamente questo bene risulta in azienda e risulta produttivo. Allora, 3 quote annuali di pari importo, dall'anno in cui entra in funzione per i beni generici. Attenzione che per gli investimenti che vengono fatti entro la fine di quest'anno, per quanto riguarda va bene, i soggetti con ricavi / compensi sotto i 5 milioni, quindi sotto i 5 milioni di fatturato come impresa, il credito d'imposta è utilizzabile anche in un'unica soluzione, quindi non è neanche più ripartito in 3 quote annuali, ma è ripartito solo in una quota unica. Questi per i beni generici. Diverso è il discorso per i beni rientranti nell'industria 4.0, perché l'industria 4.0, avendo un alto tasso tecnologico, è vero che può arrivare il bene in azienda, è vero che potrebbe essere già attivabile, però ha sempre una parte di componentistica software che deve essere interconnessa con il bene affinché il bene possa funzionare. Ed ecco che per definire quando l'agevolazione e il credito può essere utilizzato, o meglio da quando parte la possibilità di utilizzo, diciamo che bisogna stare attenti a quando avviene proprio l'interconnessione. Quindi da una parte abbiamo l'entrata in funzione, dall'altra l'interconnessione. Adesso bisogna passare però agli adempimenti. Gli adempimenti in realtà non sono molto complicati, se non avere la fattura con una dicitura, e qua ve l'ho sottolineata in azzurro. Questa è la nuova dicitura da utilizzare, che si differenzia ovviamente da quella dell'anno scorso. Dopo bisognerà tenere a mente di tenere anche la fattura e il pagamento. Per quanto riguarda i beni rientranti nell'industria 4.0, importantissimo è anche la perizia asseverata o l'attestato, diciamo l'autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa. Allora, per i beni che superano i 300.000 euro è sempre necessaria la perizia asseverata, mentre per i beni inferiori ai 300.000 euro basterebbe la attestazione da parte del legale rappresentante. Sinceramente io ho sempre consigliato di avere la perizia asseverata perché ve la firma un perito tecnico, e quindi siete sicuri che il bene può rientrare nell'agevolazione. Questo anche in caso di contestazioni da parte dell'Agenzia Entrate, perché dobbiamo pensare che i crediti d'imposta sono sempre ben monitorati da parte dell'Agenzia, quindi io vi consiglio di spendere qualcosina in più per avere la perizia che vi tutela anche in caso di problemi con l'Agenzia Entrate. Qui ho scritto anche un'apposita comunicazione al Mise. In realtà di questa, sì, diciamo che c'è nella teoria, nella pratica il Mise si deve ancora esporre, quindi diciamo che per adesso la documentazione che serve è la perizia e i documenti giustificativi, è importante la dicitura in fattura.
Ultimo aspetto per il, diciamo, vecchio superammortamento, che adesso è un credito d'imposta, è la possibilità di perdere anche questo credito. E quando è che si perde? Si perde se io cedo il bene oppure se sposto questo bene al di fuori del territorio italiano, perché infatti all'inizio vi ho parlato proprio di uno del requisito fondamentale, cioè che il bene deve essere ubicato in Italia. Allora, se il bene viene ceduto oppure viene spostato o destinato a strutture produttive all'estero, entro in qua, e qua l'ho scritto, il 31/12 del secondo anno successivo, ecco che il credito d'imposta deve essere riparametrato. Nel caso in cui ci si sia sbagliati, si abbia compensato di più, non c'è nessun problema, si va a riversarlo allo Stato, cioè praticamente si va a ridare indietro una parte del credito allo Stato. In questo caso, fortunatamente, non ci sono sanzioni e interessi, quindi per una volta buona hanno pensato di poter fare che un cliente, o meglio, un imprenditore possa rimettersi in bonus senza dover avere un aggravio di interessi e di sanzioni. Io intanto per il credito d'imposta ho finito e passo rapidamente anche al secondo argomento della serata. Questo è molto breve e si tratta di un'opzione che riguarda, diciamo, una rivalutazione dei beni dell'impresa o dei terreni. Praticamente cosa succede? In bilancio generalmente ci sono delle voci che sono a valore contabile. Nel momento in cui un imprenditore vuole rivalutare dei beni, lo Stato permette in questo periodo di poter rivalutare i beni senza dover pagare delle imposte alte. Questo perché? Perché in caso di vendita, ad esempio di una quota di partecipazione di una società, quindi io sono persona fisica, sono socio di una società non quotata in un mercato regolamentato, basti pensare ad esempio a un SRL, valutiamo l'azienda, la valutiamo a 100.000 euro. Se la quota mia valeva 20.000 euro di partecipazione, io dovrei pagare le imposte, teoricamente la faccio semplice, diciamo su 80.000 euro, poi in realtà è un po' diverso, ma facciamo un esempio semplice. Ho una quota che vale 20.000 euro contabilmente, la valuto a valore di mercato a 100.000, la vendo a qualcuno a 100.000, io mi dovrei tassare questi importi. E la tassazione è effettivamente molto alta. Allora, cosa hanno prorogato, diciamo? Hanno prorogato la possibilità di rivalutare le quote. In realtà abbiamo sia i terreni edificabili agricoli, e allora questo è un conto, sia anche le partecipazioni. Stessa cosa è per i terreni. Abbiamo un terreno che diciamo valeva 10, adesso vale 100. Io pagando un'imposta sostitutiva, ovviamente successivamente ad una perizia, diciamo che mi tutelo e risparmio anche nel momento in cui vado a venderla. Quindi queste operazioni vengono fatte principalmente in momenti in cui si ha intenzione di vendere nell'arco di poco tempo i beni, cioè ovvero i terreni e le partecipazioni, senza dover poi andare a versare un'immensità di imposte. Faccio un passo indietro perché l'ho saltato volutamente perché è un argomento leggermente più complicato. C'è la possibilità con la nuova legge, ed è una nuova possibilità, di poter rivalutare l'avviamento della società. Questo perché? Perché ovviamente quando si va a valutare un'azienda deve essere inevitabilmente identificato anche il valore dell'avviamento, e allora posso già, diciamo, scontare meno imposte, pagando un 3% di questa rivalutazione, in modo tale da poter anche patrimonializzare l'impresa e quindi far accrescere anche il valore della stessa a livello di bilancio. Ho detto molte cose, in sostanza cosa succede? Succede che se avete terreni e partecipazioni o volete rivalutare l'avviamento, lo potete fare pagando delle imposte che sono ridotte rispetto a quelle che sarebbero le normali. L'importante qual è? È avere a mente due concetti. Uno, che serve una perizia asseverata, quindi nel caso ad esempio di un terreno edificabile, servirà la perizia ad esempio di un geometra che attesti che il valore del terreno è quello e su quel valore si vanno a pagare le imposte.
Adesso vediamo qual è il valore dell'imposta. L'imposta è dell'11% per quanto riguarda le partecipazioni e i terreni, mentre prima abbiamo detto del 3% per quanto riguarda l'avviamento. Quando è che deve essere versata questa imposta? Allora diciamo che intanto abbiamo una scadenza, ovvero il 30 giugno di quest'anno, per poter fare la perizia e pagare la prima rata della rivalutazione. È possibile rateizzare l'imposta in 3 rate annuali, quindi sarà 2021 il primo pagamento, 2022 e 2023. Dalla seconda rata si pagheranno gli interessi del 3%. Vieni qua. È molto semplice. Sento qualcuno sotto? Potete staccare il microfono. Passiamo al terzo argomento e poi lascio la parola ai colleghi. Questo è un argomento che riguarda alcuni professionisti. Praticamente c'è la possibilità di avere l'esonero del pagamento dei contributi. Questo perché? Perché hanno istituito un fondo che va a coprire i contributi che vari professionisti dovrebbero versare. Allora, chi sono i soggetti che possono beneficiare? Sono i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS, i professionisti, ad esempio commercialisti, geometri, ingegneri, medici, eccetera, oppure quelli delle casse interprofessionali. L'importante è che ci siano dei requisiti, ovviamente, non è che tutti possono avere l'esonero. Chi avrà l'esonero? Chi ha avuto una riduzione di almeno il 33% del fatturato 2020 rispetto al 2019 e non abbia un reddito complessivo nel 2019 superiore ai 50.000 euro. Abbiamo questi due requisiti da rispettare, dobbiamo essere professionisti iscritti alle gestioni INPS oppure alle gestioni, diciamo, previdenziali delle varie casse professionali, e allora possiamo avere l'esonero contributivo. L'importante è che questo esonero non riguarda l'INAIL. Io ho finito la mia carrellata di 3 argomenti e lascio la parola ai colleghi. Adesso disattivo la condivisione e passo la parola a Enrico. Grazie di tutto e buona serata. Grazie mille Filippo, buonasera a tutti. Condivido anche io il mio schermo. Allora, io mi concentrerò sulla parte della legge di bilancio che è relativa ai bonus cosiddetti del comparto edilizio, quindi tutte quelle agevolazioni che ormai negli anni abbiamo imparato a conoscere, che vengono appunto date dal legislatore per agevolare o quantomeno incentivare dei lavori o degli interventi sugli edifici generalmente abitativi, ma anche per i soggetti cosiddetti imprese. Quindi, come ormai siamo abituati a vedere da qualche anno a questa parte, anche in sede di legge di bilancio, poi il legislatore interviene prorogando, quindi portando avanti questi bonus o entrando con delle modifiche o dei chiarimenti. E in questo mi riferisco principalmente al super bonus 110, quindi brevemente io andrò a parlare di questi argomenti. Quindi vedremo la proroga per i bonus del comparto edilizio e quindi faccio riferimento al bonus ristrutturazione, al bonus mobili ed elettrodomestici, all'eco bonus e al bonus facciate. Quindi qui andremo un attimo a rivederli brevemente, non ci sono modifiche particolari o particolarmente interessanti per queste agevolazioni, quindi le rivedremo semplicemente insieme. Stessa cosa per quanto riguarda il bonus verde. Mi concentrerò un po' di più sulle vere novità, insomma, di questa finanziaria, che appunto è la introduzione del cosiddetto bonus idrico, che appunto è un'agevolazione effettivamente nuova e tra l'altro della quale alcuni aspetti devono ancora essere chiariti, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti applicativi, e sicuramente il 110, che è un'agevolazione di cui abbiamo sentito molto parlare. In questa legge di bilancio sono stati dati dei chiarimenti, delle modifiche che hanno un po' semplificato quelli che erano i dubbi esistenti principalmente, e inoltre la proroga quantomeno sperata dai contribuenti ma anche delle imprese coinvolte fino al 2022. Quindi partirei dal bonus ristrutturazioni, che forse è quello che conosciamo un po' meglio ed è un bonus che è
ormai da molti anni inserito a regime negli aspetti fiscali dei contribuenti italiani, infatti è stabilmente inserito nell'articolo 16 bis del testo unico delle imposte sui redditi, che però viene di anno in anno comunque prorogato, quantomeno per quanto riguarda i massimali di spesa e la detrazione applicabile. Quindi brevemente quali sono le caratteristiche? Le vediamo. Allora, i beneficiari in questo caso sono solo i soggetti passivi IRPEF, quindi non è un'agevolazione che si rivolge ai soggetti imprese e professionisti sostanzialmente, anche perché gli interventi sono richiesti essere eseguiti in immobili o parti di immobili o parti comuni di immobili a prevalente destinazione abitativa. Quindi gli interventi che vengono considerati agevolabili sono quelli di manutenzione ordinaria, però solo in riferimento alle parti comuni condominiali, quindi se lo facciamo su abitazioni singole, diciamo, intervento di manutenzione ordinaria non è agevolabile, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione edilizia, il restauro, il risanamento conservativo e inoltre da quest'anno c'è questa novità, cioè l'introduzione tra gli interventi agevolabili anche quello di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza. Quindi dove sta, tra virgolette, anche la novità in questa proroga è la proroga sostanzialmente non negli interventi agevolabili, ma come vi dicevo nella percentuale detraibile e nel massimale di spesa, in quanto viene confermata questa detrazione maggiorata al 50%, perché vi ricordo che a regime sarebbe del 36% con dei massimali di 48.000 euro, invece qui viene confermata appunto 50% massimale di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, da ripartire in 10 quote annuali e quindi da riportare nella dichiarazione dei redditi. Vale in questo caso il criterio della cassa, quindi l'agevolazione è valida per le spese sostenute fino al 31/12/2021, quindi facendo riferimento solo ai privati. Quello che rileva è di fatto il momento in cui vado a sostenere la spesa. Sotto i profili degli adempimenti da porre in essere, qui non ci sono variazioni sostanziali. Ecco, io ricordo appunto c'è la necessità di verificare con il tecnico che segue i lavori che ci siano le dovute abilitazioni amministrative, quindi secondo le norme urbanistiche, esempio richiesta anche la fattura e il pagamento con il bonifico parlante, insomma, che ormai siamo abituati ad utilizzare, quindi non ci sono variazioni sotto questo profilo. Ricordo inoltre che questo bonus si associa anche a quelli che sono gli interventi di riduzione del rischio sismico, quindi rafforzamento dal punto di vista sismico degli edifici, e in questo caso la detrazione è estesa anche agli interventi effettuati sulle unità produttive, però vedete che le detrazioni la detrazione è addirittura maggiorata al 70 e all'80% nel caso l'intervento comporti anche una riduzione della classe di rischio sismico ed è inoltre maggiorata di un ulteriore 5% e quindi il 75-85% se l'intervento viene effettuato sulle parti comuni condominiali. Viene inoltre prorogato il bonus mobili, che è il bonus appunto che si va ad agganciare agli interventi di cui vi dicevo prima, e quindi è quell'agevolazione che viene data sempre ai solo soggetti passivi IRPEF che beneficiano del bonus ristrutturazioni, perché le spese agevolabili con il bonus mobili devono essere sostenute diciamo congiuntamente all'intervento di ristrutturazione, di risanamento, insomma, che stiamo effettuando sul nostro edificio. Quindi la detrazione spettante è del 50% di queste spese, con un massimale di spesa di 16.000 euro, e questa è un po' una novità della legge di bilancio perché è stato ampliato questo massimale che è stato portato a 16.000 dai 10.000 del 2020, sempre da ripartire in 10 quote annuali nella dichiarazione dei redditi. Anche qui vale il concetto della cassa, quindi le spese devono essere sostenute, cioè devo acquistare questi beni e pagarli entro il 31/12/2021,
secondo appunto questo criterio di cassa. Ovviamente sono spese che devono essere sostenute a lavori già iniziati, cioè nel senso dal titolo abilitativo, delle varie autorizzazioni del comune, il lavoro ci deve essere insomma una data certa di inizio dei lavori, allora da quella data posso sostenere le spese. Se le sostengo prima non sono agevolabili perché non è possibile dimostrare che siano agganciate a questo intervento. E comunque viene riproposto lo schema già visto l'anno scorso, quindi sì, ho diritto all'agevolazione se sostengo le spese nel periodo d'imposta 2021, ma ho diritto solo se l'intervento è iniziato successivamente al 1° gennaio 2020. Quindi se ho un intervento che è iniziato prima di questa data, se sostengo delle spese 2021 di acquisto di mobili ed elettrodomestici, non sono agevolabili appunto. Quindi il riferimento, un po' l'avevo già anticipato, è l'acquisto di mobili ed elettrodomestici che devono essere non inferiori alla classe A+ e alla classe A per quanto riguarda i forni, e ovviamente diciamo, gli acquisti di questi beni devono essere acquisti di beni nuovi. Anche qui non ci sono variazioni, diciamo, relativamente agli adempimenti da porre in essere per beneficiare dell'agevolazione, e quindi anche qui ovviamente il sostenimento di una spesa agevolabile come bonus ristrutturazioni, il pagamento tracciabile, ecco, di questi beni, non è richiesto un bonifico parlante, tuttavia comunque è richiesto che ci sia un pagamento tracciabile, ecco, di questi beni. E prorogato ancora è l'aspetto dell'ecobonus, cioè degli interventi finalizzati a migliorare il rendimento energetico degli immobili, e qui l'agevolazione, diciamo, il panorama sotto il profilo soggettivo si amplia, perché appunto accedono sia i soggetti passivi IRPEF, sia i soggetti imprese e professionisti per gli interventi che vengono svolti sugli immobili strumentali. Quindi questa è l'agevolazione che siamo abituati ad utilizzare in questa forma maggiorata al 65% per quegli interventi che poi con adeguata comunque documentazione dei tecnici che seguono l'intervento. Vedo delle righe sullo schermo. Mattia, non so se le vedi anche tu. Vediamo se va via quello Forse posto le vedo slide. solo io. No, le vedo anch'io, sì. Ah, le vedo. Non dovrebbe No. esserci. Vuoi provare a disattivare e riattivare la condivisione, che forse sistemiamo? Ok, scusate per l'inconveniente. Ok. No, ok, adesso sono scomparsi. Perfetto. Quindi, allora, stavamo dicendo... Allora, l'ecobonus è appunto gli interventi che sono finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici, dicevamo 65%, ovviamente questi interventi andranno supportati non solo dalla documentazione di titoli abilitativi edilizi, ma anche dalle apposite asseverazioni dei tecnici che dimostreranno l'utilizzo di materiali che comporteranno effettivamente la riduzione dei consumi, ecco, degli immobili. E il massimale di detrazione qui non ce n'è uno generico, dipende dalla tipologia dell'intervento, non ve li ho riportati qui perché è una lista veramente ci sono molte casistiche, però insomma vi dico che c'è questo massimale che dipende dal tipo di intervento, e il 50% invece è un'aliquota ridotta che viene destinata a taluni interventi, come esempio la sostituzione degli infissi non beneficia del 65% come magari il lavoro sugli involucri sulla superficie degli immobili, e quindi hanno questa riduzione, e la ripartizione è sempre in 10 quote annuali. Il criterio è sempre quello della cassa, e qui mi ripeto, quindi spese sostenute fino al 31/12/2021, invece per quanto riguarda le imprese si fa riferimento alla competenza, quindi al periodo in cui vengono svolti questi lavori. Anche qui non ci sono variazioni. Ecco, l'unica cosa che sottolineo rispetto magari al bonus precedente, ripeto, c'è la necessità di recuperare l'apposita documentazione dei tecnici per quanto riguarda la quantificazione del risparmio energetico e come dire, la conferma dell'utilizzo di determinati materiali, e inoltre c'è un'apposita comunicazione da fare all'Enea, che è l'ente nazionale appunto che monitora questi interventi di
efficientamento energetico entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori, quindi come dire le altre restano uguali, fattura, titoli abilitativi eccetera, si aggiungono questi altri aspetti. Per quanto riguarda il bonus verde, qui vado avanti velocemente, anche questo viene ulteriormente prorogato per i soggetti passivi IRPEF, la misura della detrazione è il 36% su massimale di spesa di 5.000 euro da ripartire in 10 quote annuali, spese sostenute fino al 31/12/2021 e sono le spese diciamo destinate alla sistemazione a verde di aree scoperte privati di edifici e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili. Il bonus facciate, questo secondo me è importante, è stato prorogato perché è un bonus che sicuramente presenta dei caratteri insomma interessanti, anche viste la sua possibilità di valutare rispetto al 110 insomma. Quindi questo bonus è stato prorogato, i beneficiari sono i soggetti passivi IRPEF e i soggetti imprese e professionisti per quanto riguarda gli interventi sugli immobili strumentali. Ecco, la misura della detrazione è molto interessante, è il 90% e viene ancora confermato con questa legge di bilancio che non vi è un massimale di spesa per beneficiare di questa agevolazione, quindi secondo me questa è anche una cosa interessante quando magari si valuta faccio 110 o faccio il 90%, c'è anche questo aspetto da considerare, da ripartire in 10 quote annuali. Il sostenimento delle spese, sempre secondo criterio di cassa entro il 31/12/2021, vale sempre il criterio di competenza per le imprese. E gli interventi agevolabili sono quelli sia di manutenzione ordinaria, pulitura e tinteggiatura delle facciate, e qua mi riferisco anche agli immobili singoli. Come vi dicevo parlando del bonus ristrutturazioni, normalmente la manutenzione ordinaria non è agevolabile sugli immobili singoli, ma solo sulle parti comuni condominiali, mentre con il bonus facciate anche l'abitazione singola che fa il semplice intervento di manutenzione ordinaria, pulitura e tinteggiatura può accedere a questa agevolazione del 90%. E inoltre, al di là di questo, ci sono anche tutti gli interventi di restauro e di recupero delle facciate, quindi gli interventi sull'involucro, ma anche sul lato estetico, quindi sugli ornamenti, sui fredi, sui balconi. Ecco, da prestare attenzione che l'immobile è agevolabile solo se è situato in zone A o in zone B secondo il piano regolatore dei comuni, quindi questo dovrà essere verificato nell'ufficio competente del comune, appunto se l'immobile rientra all'interno di queste zone del piano regolatore. Anche qui è sempre richiesto il pagamento tracciabile, bonifico parlante, le fatture, i titoli abilitativi e se l'intervento viene diciamo svolto così sul cappotto dell'edificio, quindi anche una componente energetica, sono richieste come nel bonus, nell'eco bonus appunto anche dei documenti prodotti dal tecnico che ha verificato l'aspettanza dell'agevolazione. Il bonus idrico viene introdotto, e questa è una novità, per i soggetti passivi IRPEF, quindi non per imprese o professionisti, ed è, io vi ho sottolineato qui bonus, nel senso che finora abbiamo parlato di detrazioni. Qui parlano effettivamente di bonus, quindi di un contributo che verrà erogato ai soggetti beneficiari, 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31/12/2021. Quindi vedete che qui un po' il perimetro di applicazione cambia perché non è una detrazione ma è un bonus che viene dato. E le spese qua io riporto quello che c'è nella norma, poi come vi ho sottolineato in fondo si attende un apposito decreto attuativo per capire come documentare queste spese eccetera, e tra l'altro anche è in dubbio ancora se sia accumulabile con altri bonus edilizi. Quindi le spese sono quelle della fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume di scarico inferiore o uguale a 6 litri, e comprese anche le relative opere idrauliche e murarie, la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori di portata 6 litri al minuto e soffioni per la doccia portata 9 litri al minuto. La finalità un po' dell'agevolazione è quella di incentivare l'acquisto di queste strumentazioni che permettano una migliore gestione dello spreco idrico sostanzialmente degli impianti delle case. E veniamo infine a Superbonus 110, che è la parte un po' più corposa del mio intervento,
un po' per la complessità e un po' per le tante novità che sono state introdotte. Quindi vado un po' a elencarvi e spiegarvi le novità che sono state introdotte. Quindi in primis la proroga fino al 30 di giugno 2022 per tutti i soggetti e fino al 31/12/2022 addirittura per i condomini che avranno effettuato il 60% dell'intervento entro il 30 di giugno 2022. Quindi viene ampliata la finestra temporale. Inoltre viene specificato che se sostengo delle spese nel 2022, la detrazione verrà concentrata ancora in meno anni, perché ordinariamente sarebbero 5 gli anni. Invece in questo caso, sostenute nel 2022, le spese vengono ripartite in 4 anni. Inoltre la detrazione viene estesa a tutti gli interventi di coibentazione del tetto, e questo è un chiarimento che è stato dato alla luce un po' dei dubbi e delle perplessità che erano sorte, perché prima l'agenzia aveva chiarito che l'agevolazione poteva essere fruita solo se il sottotetto era un ambiente riscaldato, e in questo caso invece la legge di bilancio fortunatamente ha eliminato un po' questo dubbio e ha detto che è estesa a tutti gli interventi di coibentazione del tetto, a prescindere dal fatto che il sottotetto sia ambiente riscaldato o meno. Inoltre viene estesa agli edifici plurifamiliari composti da 2 o 4 unità distintamente accatastate, anche se possedute da un unico proprietario. E questo è un chiarimento secondo me molto importante, perché prima l'Agenzia delle Entrate aveva detto di no, cioè io sono proprietario di un immobile che è composto da 2 unità distintamente accatastate, aveva detto no, non puoi farlo perché non c'è un condominio, sei proprietario tu delle 2 unità, quindi non c'è un condominio. Fortunatamente, ecco, questa risposta era stata un po' criticata un po' da tutti. Fortunatamente qui è entrata proprio la norma che ha chiarito in maniera semplice e chiara che appunto i proprietari di edifici plurifamiliari con unità da 2 a 4 possono fruire dell'agevolazione. Inoltre, l'indipendenza funzionale da dimostrare per avere l'agevolazione, qui faccio riferimento agli edifici che non sono singoli, sono inseriti in un contesto di edificio plurifamiliare, però sono indipendenti funzionalmente, quindi esempio classico che fa l'agenzia, le villette a schiera, ok? È intervenuto questo chiarimento per cui per dimostrare l'indipendenza funzionale, quindi da un lato c'è l'accesso autonomo dalla strada e c'è un'indipendenza funzionale da dimostrare di almeno 3 impianti su 4. Cioè prima aveva detto deve essere autonomo sia su acqua, su gas, su elettricità che sulla climatizzazione invernale. Adesso viene introdotta una sorta di jolly, di bonus, di impianto che può essere effettivamente in comune con altre unità immobiliari. Inoltre viene estesa l'agevolazione come intervento trainato, e quindi qui faccio riferimento a quegli interventi che normalmente non beneficerebbero del 110%, ma se eseguiti in combinata con altri interventi detti trainanti possono arrivare al 110, e comunque viene estesa appunto la qualifica di intervento trainato anche all'eliminazione delle barriere architettoniche, ovviamente negli immobili che ne hanno necessità, perché magari ci vivono dei portatori di handicap o delle persone anziane. Viene inoltre prevista la possibilità di installare l'impianto fotovoltaico anche sulle pertinenze se sono a servizio dell'abitazione, e qui sempre ragionando in termini di intervento trainato. Vengono modificati i massimali delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, anche questo è un intervento trainato al 110%, 2.000 per i singoli immobili, 1.500 per i plurifamiliari fino a 8 colonnine e 1.200 per gli edifici con più di 8 colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Inoltre viene richiesto questo obbligo di esporre in cantiere un cartello con la dicitura accesso agli incentivi statali, superbonus 110%, eccetera, eccetera. Questo con la finalità in qualche modo di promuovere al pubblico questa agevolazione. Inoltre hanno chiarito che non è richiesta l'APE iniziale per gli edifici collabenti, quindi privi magari del tetto o di un muro, che per cui non è possibile determinare questo valore, a patto che poi si arrivi ad un immobile di classe A. Qui io vi avevo un po' preparato la distinzione tra trainanti e trainati di cui vi ho parlato, quindi velocemente i trainanti sono quelli che
singolarmente godono del 110, quindi l'isolamento termico sugli involucri e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, interventi di adeguamento sismico e anche gli interventi di demolizione e ricostruzione se sono inquadrabili come ristrutturazioni edilizie, mentre nei trainati, come vi dicevo, sono quelli che di per sé non godrebbero del 110, ma se eseguiti congiuntamente con almeno uno dei trainati possono essere portati al 110, quindi pannelli solari fotovoltaici, le colonnine elettriche, vi dicevo, gli interventi di ecobonus, qui il classico caso è la sostituzione degli infissi, l'eliminazione delle barriere architettoniche e ovviamente le date delle spese di questi interventi trainati devono essere comprese tra l'inizio e la fine dei lavori dei trainanti perché sia consentita questo aspetto di esercizio congiunto dell'intervento. Vedendo invece i massimali di spesa, e qui chiudo, per quanto riguarda i trainati, l'isolamento termico sulle singole unità il massimale è 50.000 e qua ritorno un po' indietro al bonus facciate, non c'è nessun massimale, invece il 110 è il massimale di 50.000 per la singola unità, quindi il contribuente potrebbe fare anche le sue valutazioni di convenienza. Per i plurifamiliari, quindi generalmente i condomini, fino a 8 unità, 40.000 per ogni unità, oltre le 8 unità, 30.000 per ogni unità. Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione, 30.000 le singole unità, 20.000 per gli edifici fino a 8 unità e 15.000 per gli edifici oltre 8 unità. E la riduzione del rischio sismico, 96.000 per le unità singole, 96.000 per ciascuna unità per gli edifici plurifamiliari. Allora, come avete visto ho un po' corso perché le agevolazioni in realtà sono molto dense, ci sono tante cose da dire. Spero di avervi un po' passato le novità, resto comunque a disposizione per magari chiarire qualche singola agevolazione e lascio la parola al dottor Ghezin per il suo intervento. Buonasera anche da parte mia. Parto con illustrarvi velocemente le mie 7-8 pagine, vedete, abbastanza roba per cui in alcuni casi andrò proprio per titoli e sintetizzo con un breve cenno. Poi se avete bisogno delle slide a richiesta ve le manderemo al vostro indirizzo mail, basta che chiedate con una mail il nostro indirizzo di sede. Partiamo con la nuova Sabatini Ter. La Sabatini Ter è una erogazione di contributi in conto interessi per chi fa il mutui per l'acquisto di beni strumentali. Da quest'anno è possibile avere la liquidazione dei contributi in un'unica anche se gli importi sono superiori a 200.000 euro di investimenti. Quindi vi troverete il contributo Sabatini direttamente poco tempo dopo la venuta realizzazione dell'investimento. Un altro aspetto riguarda la moratoria dei finanziamenti. Sapevate che l'anno scorso i prestiti Covid hanno potuto fare molte imprese per esigenze aziendali di crisi. Erano i 25.000 euro, poi passati a 30.000, scadevano a dicembre le moratorie e stanno prorogate di 6 mesi, cioè fino al 30 giugno 2021, per tutte le rate di prestiti e mutui. E poi gli stessi prestiti di 10 anni sono stati allungati fino a 15 anni. A seconda delle vostre esigenze potete ritrattare anche i mutui preesistenti che adesso sono anche con la garanzia SACE. Altro argomento, spese veterinarie aumentate da 500 a 550 euro all'anno, sono detraibili con la franchigia sempre di 129 euro per tutte le spese mediche al 19% e devono essere pagate tutte, non solo le veterinarie, con bancomat, carte di credito o carte prepagate, sempre sistemi tracciati. Nelle farmacie dovete stare attenti perché i farmaci potete pagarli in contanti, mentre invece, per esempio, un bene strumentale, un'attrezzatura, deve essere pagata come fosse un commerciante, quindi con sistemi tracciati. Anche all'ospedale i pagamenti possono essere fatti in contanti alle casse continue dell'ospedale. Altri bonus, rinnovati alcuni. Questo è nuovo, l'acquisto occhiali 50 euro, sempre facendo, in tutti questi casi molto spesso ci vuole l'ISEE bassi per avere questi contributi, il card cultura per i giovani rinnovato anche quest'anno, il bonus abbonamenti per i giovani 100 euro per farsi abbonamenti a riviste e giornali, anche qua rapportati all'ISEE,
I padri lavoratori avranno fino a 10 giorni di paternità e non 7. Il bonus vacanze è rinnovato anche fino a giugno 21. Si capisce perché fino a giugno se le vacanze le faremo più avanti. Il bonus asilo nido, anche questo confermato e rimodulato sempre in base all'ISEE. E c'è questo nuovo bonus per le madri sole con figli disabili che possono prendere 500 euro. Anche i bonus bebè sono stati rinnovati e ricalcolati sempre in base all'ISEE con vari scaglionamenti. Bonus sempre per autovetture e furgoni incrementati a 2.000 euro per chi prende auto elettriche o ibride, per i furgoni da 800 a 8.000 euro se sono speciali M1. Non chiedetemi cosa vuol dire, i commercianti di auto ve lo sapranno spiegare bene. La TOSAP e la COSAP saranno abolite e sostituite da una qualcosa di nuovo che sarà chiamato canone unico e sarà il comune che vi farà sapere. I commercianti che intendono cessare l'attività perché ovviamente sono in crisi e tanti probabilmente cesseranno la loro bottega, se hanno 62 anni di età o 57 anni se sono donne, saranno accompagnate con un bonus di 516 euro mensili fino all'età pensionabile. Ci sono determinati requisiti da avere, ma chi sta là e vuol chiudere può avere questo beneficio. Per il pagamento degli affitti, il locatore che abbassa il canone di locazione all'inquilino, se è abitazione privata, può avere un bonus del 50%. Puoi togliermi che non vedo sotto, per cortesia. Sì. Via, non puoi spostare. Sì, sì, vado meglio. Perfetto. Ecco, il bonus non vedevo, era 50% fino a 1.200 euro all'anno, quindi se abbasso l'affitto lo Stato mi dà un contributo. Questa è nuova, veramente nuova. Voi sapete che tutte le imprese, imprenditori hanno preso i contributi di fondo prodotto dall'INPS, i 600 euro, poi 1.000 euro, 2.000 euro, a seconda del calo del fatturato anche di più, però riguardavano tutte le imprese, o i professionisti solo il bonus INPS. Invece i professionisti iscritti alla gestione separata si sono lamentati perché sono stati gli unici esclusi da ogni contributo statale, per cui hanno aperto questa finestra nella legge di stabilità, molto ristretta purtroppo, perché riguarda chi ha determinate caratteristiche, quindi sono professionisti non iscritti alle casse previdenziali degli architetti e ingegneri private, ma proprio all'INPS gestione separata, e possono prendere un contributo che può arrivare da 250 a 800 euro mensili, però avendo determinati requisiti sia di reddito che di calo del fatturato. Per pagare queste nuove erogazioni aumenteranno i contributi dei professionisti che dal 25,72 passeranno al 25,98 nel 21 e ancora al 26,49 nel 22 e al 27% nel 23. Questo per creare le capacità economiche per poter erogare questi contributi, questi nuovi benefici a chi era stato escluso dai precedenti. Agli studenti fuori sede che pagano l'affitto, a volte anche cari affitti, nelle sedi universitarie, anche qui in presenza di ISEE fino a 20.000 della famiglia, non hanno stabilito quanto, però lo diranno più avanti. Anche a chi gestisce bed and breakfast, se hanno più di 4 appartamenti, per affitti brevi, quindi un giorno, 2 giorni, massimo 30 giorni, se hanno più di 4 appartamenti devono aprire la partita IVA. In sostanza hanno dato una stop a chi ha troppi locali in affitto e non è più in cedolare secca, ma deve aprire partita IVA. Per i canoni di locazione, sapete che avevate avuto, chi pagava affitti, aveva avuto per marzo, aprile, maggio e giugno un 60% di credito d'imposta. Per alcune attività, bar, ristoranti, palestre, che sono state costrette a chiudere, questo bonus locazione è stato anche per ottobre, novembre e dicembre. Per ottobre, novembre e dicembre hanno aperto anche a tutto il settore turistico ricettivo e anche alle agenzie di viaggio e tour operator. Questi ultimi due, turistico ricettive e tour operator, avranno anche il prolungamento al 30 aprile. Ci aspettavamo anche che l'avessero dato anche ai ristoranti, bar e chi è stato costretto a chiudere, ma purtroppo questo governo doveva fare tante robe a gennaio, invece si sono persi a fare la crisi e dovranno ancora, saranno decisioni probabilmente che daranno con la prossima ristori quinques che hanno numero 5 che non sono riusciti a fare entro gennaio.
probabilmente speriamo il prossimo governo ci riesca a breve termine. Il bonus pubblicità è stato prorogato sia nel 21 che nel 22, però riguarderà solamente gli investimenti fatti nei giornali periodici, mentre l'anno scorso, fino nel 20, riguardava anche le inserzioni pubblicitarie sulle televisioni e radio. La misura è il 50% di quello che si investe. Credito d'imposta, preciso. Anche chi fa ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica spende sia in ricerca che in innovazione tecnologica, sia che sia in ordinaria sia che sia in semplificata. Le spese devono essere asseverate da un tecnico, ma può prendersi il 20% o il 10% delle varie spese, fino a abbastanza rilevanti le spese. Quindi le aziende innovative possono avere dei benefici come credito d'imposta anche questi. Anche per la formazione, le aziende che sostengono spese fino al 31 dicembre 2022, quindi per 2 anni, sia per il personale, ore di formazione, sia per i consulenti che fanno le formazioni in azienda, sia le spese burocratiche della formazione o quelle inerenti, sono rendicontabili e si prendono il credito d'imposta. Questo invece voglio soffermarvi qualcosa in più. Il baratto finanziario sarà un argomento che probabilmente adesso è messo come titolo, avranno messo qualche fondo per studiare questa cosa, ma immaginate un'ipotesi futura di questo tipo. Le aziende che sono sane, che non hanno problemi di credito con le banche, che hanno un bilancio adeguato, quindi non sono in crisi, potrebbero, tramite questa piattaforma telematica, scambiare i debiti e i crediti della propria azienda con i debiti e i crediti delle aziende con cui lavorano, con cui sono in rapporti sia di clientela che di fornitura. Tecnicamente tutto probabilmente andrà a finire nel sistema di interscambio, che è quello che gestisce la fatturazione elettronica da un paio d'anni e che ormai funziona abbastanza bene. E questa piattaforma ci consentirà di avere, io spero, almeno mi auguro, una garanzia che le nostre fatture che io metto in quella piattaforma e le do a disposizione probabilmente delle banche che gestiranno questa massa di liquidità attraverso la fatturazione elettronica che si scambieranno, che ci scambieremo tra aziende, avrò la garanzia che le mie fatture che metto lì a condividere sul baratto finanziario saranno pagate, come che io mi impegnerò a pagare ovviamente attraverso questo interscambio anche i miei fornitori. Quindi chi è sano e si mette in questo gioco avrà la certezza che tutte le sue fatture saranno pagate perché gliele anticiperanno le banche se arriveranno da fatturazione elettronica. Quindi in un mondo ideale, futuribile, futuro, sperabile, avremo la sensazione che, o forse la sicurezza, la speranza, che incasseremo tutte le fatture e pagheremo tutti i fornitori abbastanza tranquillamente. Non sappiamo con quali scadenze, non sappiamo ancora i costi del servizio, ma probabilmente sarà una commissione bancaria che le banche che aderiranno a questa piattaforma si impegneranno a pagare tutte le fatture che arriveranno lì e di tutti i clienti che saranno selezionati probabilmente o che avranno la qualifica di buon pagatore. In un mondo ideale c'è da sperare che questo avvenga. Più avanti magari ci sentiremo se le cose andranno in questo senso. Però non è detto, intelligenza artificiale, ormai le banche, i soldi girano tutti quanti in via telematica, non è detto che non possa avvenire anche questa futura buona cosa che incasseremo tutto da tutti o da gran parte dei clienti. Anche chi fa spese di adeguamento dell'ambiente di lavoro, e ci sono aziende che hanno dovuto spendere parecchio per adeguarsi e strutturarsi a difendersi dal Covid, continuano ad avere il credito d'imposta anche fino a giugno del 21 e sarà compensabile. Adesso parliamo di semplificazioni futuribili o future, alcune già indicate, alcune arriveranno gradualmente. Come i 730 all'inizio erano poca cosa, adesso stanno prendendo piede e i 730 precompilati sono già una cosa reale. E qua dicono che arriverà precompilata anche la dichiarazione IVA e chissà in futuro anche la dichiarazione di redditi, ma saranno tempi lunghi per i redditi. Ma per l'IVA stanno già cominciando, perché se la fatturazione elettronica sta funzionando e funziona, non è detto che arrivi anche la dichiarazione IVA già precompilata e quindi voi risparmierete la compilazione IVA. Intanto ci danno più tempo per registrare le fatture, le fatture in contabilità fino al mese successivo al trimestre per chi è in semplificata.
Rimangono però inalterati, e questo lo riproponiamo, i 12 giorni per rimettere, inviare e trasmettere le fatture. Questo non cambia. È più tempo al back office per registrare le fatture. L'esterometro, anche questo, in previsione dal 22 dicono che sarà abolito, quindi da quest'anno ci attrezzeremo anche ad usare nuovi codici di registrazione delle fatture elettroniche, perché tutto va adeguato e più diciamo, catalogato con codici sempre più precisi per andare a indicare le varie diversità IVA, perché tutto finisca nella dichiarazione IVA. E quindi l'esterometro ci prepariamo, quest'anno facciamo allenamento, per l'anno prossimo a usare i codici esatti quando faremo le fatture elettroniche per l'estero. Ecco, quindi qui dicevo, l'idea è quella di avere una dichiarazione IVA precompilata dall'anno prossimo. Poi dicono che ci metteranno anche a disposizione le fatture dei registri telematici degli acquisti IVA e delle fatture emesse e anche le dichiarazioni periodiche IVA, quindi se il sistema gira avremo queste agevolazioni future, almeno per quanto riguarda l'IVA. Per i redditi invece sarà un po' più complicato. Poi in visione di queste sistemi telematici sempre più evoluti, hanno cominciato, dopo un anno di sperimentazione con i registratori telematici, hanno cominciato ad applicare le sanzioni per chi non rispetta la legge, quindi aumentate le sanzioni sull'IVA non regolarmente trasmessa dal registratore telematico, chi non usa bene questo meccanismo nuovo che l'hanno prorogato lasciando dei tempi tecnici per tutto l'anno scorso e da gennaio adesso di quest'anno lo devono trasmettere anche le piccolissime imprese. Quindi non le leggo tutte, ma sono aumentate le sanzioni e arriveranno fino a sospendere l'attività se io non faccio 4 violazioni in 5 anni. Mi sospenderanno anche la licenza, come una volta per chi non emetteva le ricevute fiscali. Venendo incontro alla crisi economica del Covid, sapete che hanno sospeso per un anno tutte le cartelle esattoriali, l'invio, i pagamenti, hanno prorogato 4-5 volte le varie scadenze. Quindi qua siamo arrivati all'ultima della legge di stabilità, che è la sospensione di tutte le cartelle e di tutti i pagamenti è fino al 28 febbraio. Poi dal 1° marzo cominceranno a mandarci tutta la roba sospesa per un anno, quindi gradualmente, dicono fino al febbraio del 22, cominceranno ad arrivare cartelle, avvisi bonari, liquidazioni e poi aspettiamo una nuova sanatoria delle cartelle esattoriali che ci ha promesso il precedente governo, ma che probabilmente sarà uno dei primi argomenti che discuterà il nuovo governo se riusciranno a farlo a breve termine. Comunque in sostanza la massa di milioni che dicono che è sospesa da incassare verrà incassata con gradualità e probabilmente facendo anche una grossa sanatoria delle sanzioni e degli interessi. Almeno così avevano promesso qualche mese fa. Altre novità riguardano l'aumento dell'IVA sui beni Covid, di protezione del Covid. Fino a dicembre era ad aliquota 0, dal 1° gennaio 21 è passata ad aliquota 5% sulle mascherine, sui disinfettanti, i detergenti, gli articoli dell'abbigliamento e protezione sanitaria. Poi è cambiato anche il tasso legale degli interessi, che dal 0,05 è diminuito allo 0,01. È prorogata al 31/3 il divieto del licenziamento, al 31/3 anche la proroga di contratti a tempo determinato. C'è un nuovo incentivo per l'assunzione di giovani fino a 36 anni che può arrivare fino a 6.000 euro annui. C'è un nuovo incentivo per l'assunzione di donne, che anche questo potrebbe arrivare fino a 6.000 euro. Chi donna vuole andare in pensione a 58-59 e avesse 35 anni di contributi può ancora usare l'opzione donna fino a dicembre di quest'anno. E c'è anche una proroga dell'APE sociale, che è una indennità dell'INPS che accompagna alcune categorie a una pensione anticipata, avendo 63 anni di età e alcuni altri requisiti particolari. Comunque poi su queste cose il nostro patronato è a disposizione per chiarimenti del caso, perché ognuno ha il suo caso specifico in sostanza. Sulla lotteria degli scontrini, anche qui è partita il 1° febbraio e la prima estrazione sarà l'11 marzo. Parlano di cifre enormi, ma vedremo se poi ci saranno vincite anche qui in Veneto o qui a Treviso. Dicono che sono
sorteggi che avverranno ogni settimana, premi da 25.000 euro, sia per chi verrà sorteggiato come consumatore, sia per i commercianti che aderiranno a questo sistema. Ecco, per aderire a questo sistema bisogna avere un codice lotteria, si scarica dal sito Lotteria degli Scontrini, basta inserire il codice fiscale, viene rilasciato un codice alfanumerico che si può mettere nel telefonino, e poi quando si va a spendere almeno €1 dai commercianti che avranno il registratore telematico adeguato con il nuovo tracciato 7.0, con le pistoline ci leggeranno il codice del personale privato della lotteria e poi scontrineranno la spesa fatta. No? I sorteggi poi li leggeremo sui giornali in TV, e i commercianti che vogliono aderire a questo sistema, che sarebbero obbligati, dovranno adeguare, e stanno già adeguando tutti o hanno già adeguato i loro registratori telematici adottandolo di pistolette a lettura ottica o questo software 7.0 che i vari fornitori dovranno consegnare entro il 31 marzo, perché questo adeguamento partirà dal 1° aprile. Chi non si adegua, o chi non vuole, o chi mostrasse rifiuto ad adeguarsi, rischia di essere segnalato all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza. Un privato cittadino che non si vede leggere la propria spesa dal commerciante che non vuole aderire potrebbe segnalare questo commerciante inadempiente. Non ci sono sanzioni, però dicono che sarà tenuto conto dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate per eventuali selezioni. Facciamo un esempio: se in farmacia io acquisto un prodotto non sanitario, posso partecipare alla lotteria. Se invece in farmacia io metto il mio codice fiscale perché mi voglio scaricare il medicinale o quello che spendo esibendo la tessera sanitaria, e quindi ho il 19%, in quel caso lì non posso aderire alla lotteria perché ho già il beneficio di detrarre il 19% della spesa medica. Sono andato velocissimo, ma avrei concluso. Bene, grazie Roberto, grazie Enrico, grazie Filippo, i nostri relatori. A questo punto diciamo che passerei la parola al pubblico se qualcuno di voi ha qualche quesito di carattere generale, fermo restando che poi le questioni che riguardano specificatamente la vostra azienda vi invito, diciamo, a riservarle a un contatto con i nostri uffici, perché come detto naturalmente ogni misura va un attimo connotata in base alla vostra singola realtà. Tuttavia, se qualcuno ha qualche quesito o magari qualcosa da chiedere ai nostri relatori sull'esposizione, vi invito insomma a scrivere in chat per chiedere la parola. Abbiamo ancora qualche minuto per eventualmente valutare qualche domanda. Mi sembra che non ci siano al momento grosse richieste. Naturalmente i nostri uffici rimangono a disposizione, come anche la video di questa serata qua sarà comunque condivisa con voi per eventuali approfondimenti. Se Enrico, Filippo o Roberto vogliono aggiungere qualcosa su quanto visto, se no possiamo anche, direi, chiudere la serata e naturalmente darci appuntamento ai nostri uffici per tutti quelli che sono gli appuntamenti del caso. Sicuramente i temi sono molto ampi, vanno un attimo digeriti e sicuramente anche i nostri relatori sono stati bravi in un tempo tutto sommato corto a illustrarvi questa normativa, insomma, come al solito molto abbondante e variegata, che va a interessarsi insomma su tutta una serie di questioni molto, molto operative. Bene, quindi ringrazio nuovamente Filippo, Roberto, Enrico per l'ottima relazione e ringrazio tutti quanti voi per la partecipazione e naturalmente rimaniamo a disposizione per i chiarimenti presso i nostri uffici. Vi passo un attimo la parola a Roberto, Enrico e Filippo, se volete salutare anche voi i nostri partecipanti. Grazie a tutti della partecipazione, noi siamo vicini perché abbiamo la mascherina, vi salutiamo e arrivederci alla prossima. Se avete bisogno siamo a disposizione. Grazie a tutti. Scusa Enrico, scusami. Scusa. No, vai pure Filippo, vai, stavo ringraziando, vai pure.
Io vi ringrazio, ci vediamo presto qua nei nostri uffici e ovviamente se avete dubbi e delucidazioni da avere ci scrivete, avete i nostri indirizzi o comunque potete sempre fare riferimento al mandamento di appartenenza e poi eventualmente ci spartiamo le domande. Grazie di tutto e buona serata. Ciao. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Saluti. Buonanotte, grazie.